Studiare le guerre, i presidenti della Repubblica, i papi, i cambiamenti della società italiana. Perché quindi non imparare anche la storia della Serenissima, i nomi dei presidenti di regione, lo spopolamento delle zone montane venete o le tradizioni marinare della laguna di Venezia? È la proposta questa dei consiglieri regionali del Veneto Riccardo Zumschi e Davide Lovat, dell'ex parlamentare ministro Roberto Castelli e del consigliere comunale di Pontida Francesca Losi di introdurre la storia regionale nei programmi di storia della scuola pubblica. L'iniziativa di legge popolare è stata presentata a Palazzo Ferrofini a Venezia. Riteniamo che sia fondamentale nell'epoca della globalizzazione dare la possibilità alle persone di conoscere la propria storia per formare una identità consapevole che permetta di entrare in relazione con gli altri in modo virtuoso, costruttivo, accogliente. Se io ho qualcosa di mio, di specifico da offrire, avrò sempre un approccio nei confronti degli altri curioso, costruttivo, virtuoso, e questo permetterà di costruire una società migliore. È una svolta storica. Oggi qui da Venezia, che è la capitale della Serenissima, comincia una battaglia che attendiamo da 30-40 anni per portare la storia regionale in Costituzione e poi in tutto l'ordinamento scolastico. Questa è la base per la futura cittadinanza e l'identità dei nostri figli, delle future generazioni. Ho parlato della scuola, adesso io ho illustrato invece iniziative nel campo delle province montane, intendiamo inserire in Costituzione il concetto di province montane e poi il tema sentitissimo della legittima difesa. Introduciamo addirittura in Costituzione, quindi diamo un rango costituzionale alla legittima difesa in casa propria. L'iniziativa legislativa popolare era stata depositata alla Corte di Cassazione lo scorso 29 ottobre. Per arrivare in Parlamento la proposta di legge deve essere sottoscritta da 50.000 persone. Al via la raccolta firme. Questa è una giornata storica per noi perché presentiamo questo progetto di legge popolare che porta uno dei nostri cardini del nostro programma. Però vi dico, dal 25 di questo mese, quindi dal 25 gennaio potete firmare o online o dove è possibile, quindi datevi da fare cari veneti, perché dobbiamo dare un segnale forte e farci sentire, perché se ci interessa difendere la nostra identità è il momento giusto iniziare. Ricordo che è possibile sottoscrivere i nostri referendum presso il sito del Ministero della Giustizia, è una procedura molto facile, per cui i cittadini sono invitati a farlo comodamente e quindi riteniamo che attraverso questo strumento possiamo arrivare alle 50.000 firme previste dalla Costituzione.